Andrea De Cecco, mister del Portogallo Calcio, oggi vincente 3-2, però una partita che a un certo punto sembrava addirittura persa, e un rigore che si sono lamentati non dato lì a Piave, però noi insomma abbiamo avuto più di un'occasione per chiudere la partita e non l'abbiamo fatto, qua è da migliorare. Sì, io persa non l'ho mai ritenuta persa. E quindi, ci ho creduto come i ragazzi fino alla fine. È stata una partita difficile contro un avversario che ha le sue armi e le ha messe in campo. E ovviamente il caldo terrificante anche oggi, il campo bello ma compatto, i ritmi erano a tratti anche abbastanza vivi, tant'è che parecchi ammoniti, una partita maschia. Non ci siamo risparmiati e ci sono sempre delle cose da migliorare, quindi è giusto analizzarle bene, però alla fine abbiamo vinto anche oggi, quindi mi ritengo soddisfatto. Ecco. Sì, c'è stata partenza fulminante, bruciante del Portogallo, sembrava addirittura che sarebbe stata una partita abbastanza semplice, ma il calcio insegna che non bisogna mai dare niente per scontato. Oggi i cambi non hanno dato quel cambio di passo della partita precedente, però insomma il Portogallo ha giocato, ha prodotto gioco, è stato forse nella fase conclusiva poco preciso. Sì, eravamo un po' sulle gambe, tra virgolette, per il caldo perché abbiamo speso tanto contro un avversario che non è facile da affrontare, perché comunque ha un sistema di gioco particolare dove se non stai attento ti mettono in mezzo. Stanno trovando una condizione migliore, quindi sicuramente miglioreranno le loro prestazioni, però ripeto è un sistema che se non stai attento ti mettono in mezzo, infatti in alcuni frangenti ci hanno un po' messo in difficoltà a livello di gioco, poi a livello di situazioni, soprattutto nel primo tempo non ricordo grossi pericoli, a parte qualche sporadico cross, ha trovato un gran gol Coffini da metà campo, ha beccato fuori dai pali il nostro Mason. È stato bravo lui, ha fatto un gran gol e quindi va il merito a lui, però anche qui devo sentirmi soddisfatto perché ripeto, dopo uno 4-0 contro l'Ia Piave non era facile oggi. Sì. Due partite, due formazioni si può dire differenti di partenza. Domenica inizia il campionato, è difficile capire chi metterà in campo. Scegliere gli 11 non è cosa semplice, però è meglio avere problemi di abbondanza che il contrario. Ma certo, la fortuna del Portogallo dell'anno scorso è stata questa. E la società ha messo a disposizione col direttore sportivo una rosa molto competitiva in cui c'è effettivamente l'imbarazzo. È chiaro che io ho la possibilità di scegliere tra chi sta meglio come condizione e soprattutto in base anche a chi affronti l'avversario cercare di trovare la formazione più equilibrata. Ecco. Perciò la sensazione per domenica prossima è buona. Sì, sì, sicuramente affrontiamo un avversario tosto soprattutto in casa e quindi bisogna prepararci bene anche mentalmente soprattutto. Bene, grazie mister. Grazie.